Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Ben ritrovati, si gioca questa sera la 10ª giornata per quanto riguarda il campionato nazionale di hockey su pista in Serie 1 e il Canniccia Motor Club Versilia va ad affrontare il Y Sport Valdagno, partita importante per le due squadre. Valdagno con sesto in classifica con 15 punti, il Forte dei Marmi secondo con 22, ma andremo poi a analizzare quelle che sono formazioni e squadre. Intanto due battute, probabilmente tutte e due le formazioni non si aspettavano di essere qui a questo punto. Sì, diciamo che il Valdagno ha avuto qualche battuta a vuoto, ma sta facendo, considerato che è una squadra molto ringiovanita, con fra l'altro vari elementi interessanti anche italiani, non solo stranieri, ha ottenuto degli ottimi risultati, un po' controbilanciati in parte da alcuni risultati non particolarmente felici. Il Forte dei Marmi, se si eccettua forse il pareggio interno contro il Sarzana, che comunque secondo me risalirà in classifica, vedremo se il mio pronostico sarà effettivo o no, ma mi pare che sia una squadra con un potenziale diverso da quello che rispecchia la posizione in classifica. A parte quello, però sta facendo decisamente una buona stagione, sempre tenendo conto del breve, la panchina corta quanto a elementi di esperienza, quindi per il momento ottimo lavoro sia del tecnico Chiarello per il Valdagno sia di De Gerone per il Forte dei Marmi. Bene, allora prima di entrare nel clima partita vero e proprio, sentiamo qual è il clima dalle panchine con le interviste ai due allenatori, partendo ovviamente come sempre dall'allenatore ospite Mister Chiarello. Con Mister Chiarello alla vigilia di una gara che diventa importante per la classifica. Sono tutti importanti per la classifica del partito. Stasera siamo qui a Forte dei Marmi contro una squadra che secondo me ha ancora 4 titolari campioni d'Italia, quindi ha una base molto forte. Noi veniamo qua consapevoli di questo, però ci proviamo. È una squadra, quella del Valdagno, giovane, ma insomma ha avuto un avvio entusiasmante fino a questo momento. Mi pare che è stato un ottimo campionato, perciò insomma immagino anche la soddisfazione di allenare dei ragazzi giovani. Ma sicuramente noi siamo in linea sui nostri programmi, però c'è da dire che alti e bassi con una squadra che io ho 3 titolari che hanno 20 anni e le prime 2 cambi, uno ne ha 19 e l'altro ne ha 18. Quindi è normale che ci sono alti e bassi e quindi noi, anzi io a questo punto della stagione essere al 6° posto ci avrei messo firma, quindi per me stiamo andando bene. Sicuramente potevamo far meglio perché abbiamo perso dei punti, potevamo anche, sì, partite che potevamo anche vincere, però poi abbiamo vinto anche delle partite come Follonica e a Sarzana che dovevamo anche lasciare di punti, quindi secondo me siamo giusti e siamo contenti, almeno io, e anche ripeto, io avrei messo firma per il 6° posto a 4 partite della fine dell'anno. Bene Luca, ti ringrazio, alla prossima. Bene, abbiamo sentito le parole di Chiarello, qualche punto guadagnato, inaspettato, qualche punto perso. Lui dice avrebbe firmato ad inizio stagione di essere qui a questo punto della classifica. Vediamo la formazione che va a schierare il Y Sport Valdagno, con il numero 1 il portiere Giovanni Bovo, portiere con una discreta esperienza, con il 4 Marco Tomba, ne approfitto per salutare l'amico Domenico dalla pallina vulcanizzata che sicuramente ci starà seguendo, con il 6 Nicolò Crocco, con il 7 Leonardo D'Acqui Giovanni, con l'8 Davide Piroli, Tiago Barbosa con il 10, Pietro Lazzarotto il 34, Giuliano Giuliani il 55, Alex Boregan il 59, Giovanni Cunegatti il 25, allenatore come detto Luca Chiarello. E questa è la formazione. Giulio, se andiamo a leggere insomma troviamo dei nomi importanti, anche se poi chiaramente per la nostra età li andiamo a ricordare, insomma Boregan, Cunegatti, sono nomi che hanno fatto la storia mondiale, nomi. Speriamo anche questi due ragazzi ce la facciano. Allora vediamo anche le parole di Mister De Gerone alla vigilia di questa gara. Mister De Gerone arriva al Valdagno, squadra giovane, spensierato, oserei dire,
vero che ha perso qualche punto, ma ha anche fatto delle vittorie molto importanti, però insomma gara la prende con le molle. Sì, è una gara da prendere con le molle come le altre, per carità, però questo Valdagno ha anche dei giovanotti interessanti, un paio di talenti veramente importanti. In teoria un po' in crisi, però questa per loro è una partita dall'aspetto psicologico leggero, quindi diventano ancora più pericolosi. È una squadra che ha subito forse qualcosa di troppo, però davanti è veramente temibile. Assolutamente sì, come ti dicevo ha dei giocatori veramente interessanti, dei giovani di sicuro futuro, e quindi noi dobbiamo partire forte e finire altrettanto forte, perché comunque sia se abbassiamo la guardia o pensiamo che sia una partita facile ci complichiamo sicuramente la vita. A questo punto del campionato ormai ne mancano pochissime alla fine del girone d'andata, soddisfatto di quanto è riuscito a fare. Assolutamente sì, siamo penso in una posizione di classifica che nessuno di noi pensava, però ci siamo perché ce lo meritiamo, perché i ragazzi stanno facendo veramente molto bene. Manca ancora tantissimo, a 4 giornate a finire l'andata e poi c'è tutto un girone di ritorno, quindi piedi salti per terra, però per il momento abbiamo preso la strada giusta. Bene, io ti ringrazio. Grazie a voi. Bene, a seguire allora vediamo anche la formazione del rosso-blu, quelle che sono le scelte di mister De Gerone per quanto riguarda la parte giovanissima della squadra, e vediamo che il Canniccia Motor Club Versilia si schiera con il 22 capitano e portiere Riccardo Gnata, con il 5 Federico Ambrosio, con il 6 Andrea Borgo, 17 Piercarlo Cacciaguerra, 33 Gabriel Ambrosio, 55 Patrizio Ipignazzar, 78 Tommaso Giovannelli, 87 Francisco Ipignazzar, 99 Ric Torner, portiere a sostegno il numero 44 Raffaello Ciupi, l'allenatore Mirko De Cerone. L'ultima informazione sono gli arbitri Marco Rondina e Vincenzo Marinelli, coadiuvati al banco dei cronometristi da Donato Minonne. Allora, veniamo a quella che è la diretta, intanto vediamo le squadre schierate. In tenuta arancio il Valdagno, classica rosso-blu per il Forte dei Marmi. Giulio, i numeri dicono che Forte dei Marmi ha segnato 36 reti e subite 18, il Valdagno ne ha segnate 33 e subite 28. Forse è l'esperienza dietro che fa la differenza. Ma sì, considerato che il Forte dei Marmi forse se avesse sempre avuto Ambrosio al top ne avrebbe segnato sicuramente qualcuno in più. Sì, ma è chiaro che il Valdagno è una squadra secondo me molto temibile, che non ha niente da perdere stasera, ma che ha già dimostrato, come diceva lo stesso Chiarello, di essere forse avere qualche cosa in più forse con le squadre sulla carta favorite e magari qualcosina in meno con quelle con cui se la dovrebbe giocare alla pari. Quindi è una partita molto difficile per il Forte dei Marmi. Ha sottolineato giustamente mister De Gerone che se la squadra dovesse pensare di aver vita facile, ammesso che si possa mai pensare in un campionato come quello di quest'anno, rischierebbe veramente una grossa delusione. Fra l'altro, come dicevo prima, è chiamato il Forte dei Marmi a cercare di far rispettare, o meglio ristabilire il fattore campo che con il Sarzana era parzialmente venuto meno, quindi ci vuole una partita di grande attenzione per quanto riguarda il Forte dei Marmi e appunto proprio una particolare attenzione difensiva, anche se chiaramente da una parte c'è un portiere come Riccardo Gnata, dall'altra però c'è Bovo, che a me piace molto quando le squadre italiane fanno la scelta di privilegiare un portiere giovane italiano come Bovo, che è stato lanciato proprio in A1 a Valdagno dopo che era stato il secondo a Trissino, e quindi mi piace molto scommettere su giovani, visto che la squadra di portieri italiana è molto valida, e quindi meglio così secondo me che dover ricorrere anche per gli estremi difensori agli stranieri. Questa è una mia opinione personale, però ho visto che il Valdagno ha fatto questa scelta in passato, è stata premiata perché Bovo sta facendo degli ottimi campionati. Bene, dunque lo speaker va a chiudere per quanto riguarda gli annunci delle squadre, che vediamo di schierare per il saluto di rito, e dunque è pronto tutto per andare a giocare. Saluto degli atleti. Adesso c'è la prima curiosità, è quella di vedere
sono le formazioni in pista. Ultimamente il Forte dei Marmi partiva con un Borgo al posto di Fede Ambrosio per poi riservarsi il bomber a gara iniziata. Vediamo quelle che saranno le decisioni di mister De Cerone. Intanto segnalo, questa sera non è presente Kerekes, tocca a lui il turno della tribuna, in realtà è in panchina insieme ai compagni ovviamente, tocca a lui star fermo per questa settimana. Sappiamo che sono 4 i ragazzi rossoblu a disposizione di De Cerone con 3 posti disponibili. Vediamo intanto ovviamente, al netto dei 2 portieri che sono Riccardo Gnata da una parte e Giovanni Bovo dall'altra, le formazioni che ancora hanno tutti i loro riti scaramantici. Da segnalare il Tiago Sanchez, 11 reti, è il bomber della formazione del Valdagno per quanto riguarda i colori rossoblu. Il Forte dei Marmi si schiera con Gnata, Borgo, i fratelli Pignazar e Torner, perciò la formazione con cui è iniziata nell'ultimo periodo. Mentre per quanto riguarda invece la formazione del Valdagno, adesso dovremo insomma andare a cercare un po' i numeri in questo primo momento, ma dovremo avere da qui Giovanni, il numero 10 Sanchez, poi dovremmo avere Borregan se non vado errato, e immagino Giuliano Giuliani. Esatto, queste le formazioni e siamo dunque pronti. Il controllo dei 2 arbitri, ricordo ancora Rondina e Marinelli. Il fischio e la partenza con il Valdagno che si muove. Borregan la cambia, ancora lui, finta al tiro, l'appoggia all'indietro per Giuliani che va alla conclusione, che però passa al lato, la recupera Pancio Pignazar, la rilancia al fratello Pato e il Forte dei Marmi supera per la prima volta il cerchio di centropista con Torner che va a girare sfera per linee esterne. Ancora i Pignazar in possesso di sfera per Torner che cerca il filtrante al centro, dove non arriva a sfera a Borgo che si era ben sbarcato per l'intervento difensivo doloroso di Sanchez, che recupera la sfera in questo momento. Lo appoggia per Giuliani, da questi a Borregan, ancora Sanchez, Giuliani che cerca la percussione, va alla conclusione che fa la barba al palo, rilanciato subito Pato e Pignazar, si trova a fine corsa, torna indietro, va a manovrare il Canniccia Motor Club. Tornare al centro per il tentativo di Borgo in girata, ben parato da Bovo, ma ottima l'azione rossoblu. Sì, buon intervento di Bovo e bella la girata di Borgo, mentre ricordo che, se qualcuno non si ricordasse, il Valdagna è la squadra contro cui il Forte dei Marmi ha conquistato il suo primo scudetto nel 2014, come era successo anche al Centro Giovani. Il suo primo e unico scudetto il Viareggio lo conquistò battendo in finale il Valdagno, che per vari anni è stata poi anche in grado di vincere titoli, coppe eccetera, quindi è stata una grande, che poi diciamo il Forte dei Marmi è stata un po' la continuità. Il Valdagno è stato sostituito dal Lodi ultimamente, dal Trissino, quanto a vittorie, a parte la presenza del Forte dei Marmi. Bene, intanto è il Valdagno che torna a manovrare con Giuliani, l'appoggio è per Sanchez, in orizzontale Borregan e tenta il tiro a distanza, smorzato dalla stecca di Torner, la recupera Borgo, la lancia dall'altra parte per Pancio e Pignazar, lo scambio è con Torner che poi è controllato, non può andare alla conclusione, allora prova Borgo l'incursione in fascia destra, l'appoggio dietro porta è per i Pignazar, per Torner, chiude subito al tentativo evitando la conclusione da fuori, chiusura molto importante del Valdagno. Sfera all'indietro, ancora i Pignazar, una manciata di secondi per andare alla conclusione. I Pignazar nello stretto, Bovo va a fermare, poi trattiene sfera e si riprende con l'ingaggio. Buon gioco personale di Pancio e Pignazar, dunque Cisco ci prova ma non ci riesce
all'ingaggio Pato, riguadagna i 45 secondi. e adesso vediamo l'ingaggio, la sfera è per Borgo che la gira dietro porta per i Pignazar, Pato all'indietro per Torner fa fuori un avversario, la gira dall'altra parte, fuori misura, ma è ancora sfera rosso-blu. Ancora Torner in orizzontale per Pancio che supera un avversario, poi va alla conclusione, sfera che si impenna, ancora i Pignazar, se la deve lottare, alla meglio però il Valdagno con Giuliani, l'aiuto di Sanchez che torna in avanti, porta la sfera oltre il cerchio di centropista al filtrante per la grande azione del Valdagno, veramente grandissima azione con conclusione del numero 7 De Qui Giovanni, che sembrava un po' fuori dallo schema fino a questo momento, ma si è fatto trovare pronto. Buon per la canniccia che c'è in porta un signore che si chiama Riccardo Gnata. Ma bisogna stare attenti a Di Qui Giovanni perché è un giocatore che si vede poco, ma quando si vede fa male. Me lo ricordo già Trissino, molto giovane, ma è un giocatore molto pericoloso in avanti che trova spesso la porta. Tanto ancora un tentativo, questa volta è una telefonata dove non ha difficoltà Riccardo Gnata, la sfera la recupera Borgo, Forte dei Marmi che ha rischiato per 2 volte di capitolare, con la prima volta con un'azione molto ben portata, la seconda personale di Sanchez, niente da fare. Torner che imposta l'azione per i Pignazar, da Pancio a Torner ancora Enric che manovra, trova il varco, poi cerca il filtrante che non riesce, subentra Borgo ma è in anticipo da Qui Giovanni che può rimanovrare per Sanchez. Dall'altra parte Borregan per Giuliani, ancora Sanchez, la cambia per Borregan, da questi a Giuliani nell'angolo, Borregan, sfera recuperata da Qui Giovanni, pressato da Pato e Pignazar, poi cerca di andarsene in giravolta, gli riesce solo a metà, poi c'è il fallo commesso da Pato e Pignazar, costa il primo fallo di squadra a carico dei rossoblù. Il risultato è di 0-0 quando sono passati 5 primi e 4 secondi e il primo time out è chiesto da Luca Chiarello. Sì, si è già visto comunque che non è una partita facile, ma del resto l'abbiamo detto, no? Non ci sono partite facili in questo campionato. Il Forte dei Marmi ha iniziato bene, però il Valdagno ha fatto subito vedere che se gli si lascia spazio è in grado di, eccolo qua l'azione, quella con cui Ignata è riuscita a sbrogliare una situazione abbastanza intricata davanti alla sua porta. Dicevo, il Valdagno ci ha fatto capire che se non verrà contrastato nel modo giusto sarà veramente pericoloso. C'è qualche problema con il tavellone che si accende e si spenge, non sono le luci di Natale intermittenti, è proprio qualche problema sugli impianti elettrici, come dicevamo prima. Sì, ci sono stati problemi anche perché sta piovendo in maniera copiosa e ci sono state delle problematiche di allagamenti di varie sezioni elettriche, perciò è stato fatto il possibile e l'impossibile per cercare di recuperare. Speriamo che tutto vada in porto nel migliore dei modi. Diciamo che da quando ci sono le luci a LED comunque sia uno sbalzo di tensione meno traumatico di quando c'erano le vecchie illuminazioni, perché quando saltava la luce ci voleva perlomeno una decina di minuti perché le lampade vecchie si dovevano ghiacciare e poi ripartire, invece c'è un tiro adesso parato senza problemi da Gnata. Intanto è il Forte dei Marmi che riparte con Pancio, fascia destra per lui, si accentra, serve il fratello Pato, da questi a Torner, dall'altra parte per Borgo, percussione di Borgo in fascia destra, cerca lo scarico, l'idea era buona ma c'è stato un tocco millimetrico, adesso è Giuliani che cerca di andarsene, finisce a terra, ma l'arbitro dice che non c'è fallo, Torner se ne va di forza, Torner per Borgo, al centro per i Pignazar, ma c'è l'intervento difensivo e poi ancora Pato che va a togliere un tiro importante. Borgo per Pato, da questi a Pancio i Pignazar, ancora Borgo, manovra il Canniccia Motor Club, si difende il Valdagno che ha provato un contropiede ma il Forte dei Marmi era andato vicinissimo al vantaggio, del resto è già successo un paio di volte da una parte e dall'altra. Ancora i Pignazar controllato, sfera per Torner che supera di slancio un avversario, poi non il secondo, i Pignazar poi ruba il tempo a Giuliani, rilancia per Cisco,
si allarga il missile, passa al lato, aveva cercato il primo palo, forse si è allargato un po' troppo, ha cercato di far passare la sfera fra le gambe dell'avversario per impedire la visione a Bovo, ma troppo largo il tiro, abbondantemente fuori, e dunque il Y-Sport Valdagno può rimpostare l'azione d'attacco. 18-13 con da qui Giovanni per Giuliani per Sanchez, ancora Boregan, tentativo di filtrante per da qui Giovanni per il tentativo della lunga distanza, la martellata è però intercettata da Ipignazar, che adesso però è solo, c'è il fischio dell'arbitro per i 45 secondi e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi, che comunque era tornato in possesso di sfera. Ancora Ipignazar per Borgo, la cambia all'indietro per Torner, Borgo ancora, Ipignazar cerca un compagno, lo trova in Pato, pancia ancora, il missile con la deviazione, poi tentativo di Torner, niente da fare, attenzione che siamo già dall'altra parte. Buona occasione, Giulio. Molto buona, ben costruita, e forse Torner ha lamentato una trattenuta nei suoi confronti, perché sembrava ci potesse... Giuliani che porta sfera, finisce a terra Borgo, Giuliani però riesce a superarlo, la sfera è recuperata, poi si ferma. Intanto il primo cambio, fuori Borgo e dentro Ambrosio, alterna spesso i due punte mister De Cerone, proprio per cercare di non dare riferimento, perché insomma là davanti è dura la vita per tutti. Adesso è Torner, mentre c'è una trattenuta vistosissima su Ambrosio. Torner per Borgo, per Ipignazar, per Ambrosio ancora, che recupera la sfera, supera un avversario, cerca di entrare in area, un pattinata incredibile di Sanchez, un anno e mezzo fa sarebbe stato rigore. Continuo a ripeterlo perché è una cosa sinceramente Giulio che mi va giù. No, nemmeno a me. Molto più di Un conto tanto. è il tocco involontario, ma avere legalizzato, diciamo così, il calcio coi pattini a me non va giù veramente. Comunque tanto va bene, per queste ora sono le regole. Per ora il cartellino giallo è tornato, vediamo E questo se sì, poi diciamo che in parte compensa la cosa. piano piano arriveremo anche magari a rifischiare i pattini più evidenti, diciamo così. Tanto la sfera è per il Valdagno che manovra, dall'altra parte arriva come un treno, poi c'è un aggancio che però l'arbitro lascia perdere, Torner si ferma, è solo, cerca di servire Ambrosio, niente da fare, Torner ancora che la recupera per Cisco che si livra un avversario, la conclusione questa volta è veramente pericolosa, ancora Cisco, ancora una deviazione, sfera che si impenna, l'arbitro dice che la punizione è in favore del Valdagno. Intanto a 15-18 alla fine il primo time out chiesto a mister De Cerone. Giulio, occasione momento, da una parte e dall'altra. Ma questo Forte è il dei gran Marmi. momento del Forte dei Marmi, con 3 occasioni ravvicinate, ognuna delle quali poteva essere rete. Poi c'è stato prima un intervento su Patrizio Pinazzar in ripartenza, che forse se andava a terra e Pinazzar ci poteva stare anche il blu. L'arbitro giustamente non ha rilevato, perché comunque la pallina è rimasta per il Forte dei Marmi, che sì. Intanto vediamo dalle altre piste, Lodi e Follonica stanno impattando 1-1, ma è notizia, il Giovinazzo sta vincendo 3-0 contro il Sarzana, e questo ora io non ho classifica alla mano, ma va a inguaiare non poco il Sarzana. Sicuramente, Giulio. anche perché il Sarzana si era un po' rialzato dopo la vittoria infrasettimanale, ma evidentemente stanno smentendo quello che dicevo io riguardo al Sarzana. Io continuo a pensare che il Sarzana abbia un potenziale, guardando semplicemente la formazione, superiore che farebbe pensare a una posizione classifica diversa. Evidentemente quest'anno c'è qualcosa che non gira nella maniera giusta. Consideriamo che queste due squadre stasera si stanno giocando l'8º-9º posto, perciò insomma è gara decisamente importante, e poi è buon per il Giovinazzo. Vedremo poi quello che sarà a fine serata il risultato. Intanto 0-0 a Forte dei Marmi, un solo fallo a carico del Forte dei Marmi,
14:52 alla fine, con il pericolo portato ancora in avanti da Enric Torner per Ipignazar. Cisco poi non incrocia bene, la sfera però è controllata male da Boregan e dunque Torner può rimpostare l'azione d'attacco. Il tentativo di filtrante di Ambrosio è però intercettato e dunque poi il Valdagno tornare in avanti. Intanto c'è un cambio fuori di qui Giovanni, al suo posto entra con il numero 34 Lazzarotto. Ancora Lazzarotto, l'appoggio per il compagno Sanchez che cerca il filtrante che non riesce, dunque Ipignazar per Torner per Pancio Ipignazar, la sfera all'indietro, ancora Torner, cerca una percussione che non trova, l'appoggio è per Pancio, da questi a Ambrosio, posizione defilata per il bomber, ancora il tentativo al centro per Ambrosio che però non arriva all'appuntamento. Buona occasione ancora una volta ma non sfruttata del rossoblu, il risultato rimane fermo sullo 0-0. Lazzarotto in possesso di sfera, ancora la manovra del Valdagno, tentativo di filtrante che non riesce, Enric in possesso di sfera, Pancio per Ambrosio, il missile d'Ambrosio è smorzato, la sfera passata lì, uno scontro ma ne esce vittorioso il Forte dei Marmi dopo una dimenticanza del giocatore col 55 Giuliani, che se aveva sfera a portata di stecca ma non se ne avvede, e ancora Ambrosio finisce a terra e l'arbitro fischia il fallo di squadra a carico del Valdagno, dunque 1-1. E intanto fuori Pato e dentro Borgo, torna in pista Andrea. Ancora la classica rotazione, avendo un solo uomo di esperienza è chiaro che c'è una rotazione, prima è entrato Ambrosio al posto di Borgo, ora Borgo fa riposare Patrizio Pinasar. Intanto la sfera tentata dalla distanza non trova la deviazione giusta e dunque il Valdagno può tornare in avanti quando siamo a metà esatta del primo tempo, risultato 0-0, due falli a carico del Valdagno, a quota 1 il Forte dei Marmi. Lazzarotto per Boregan per Sanchez, intanto c'è il terzo fallo, questo è un fallo vistosissimo, finisce a terra Borgo, l'arbitro dice che bisogna rettificare la posizione, bisogna battere nella metà pista rosso-blu, chiesta la distanza. Battuta in questo momento, Torner la cambia per Borgo, da questi a Cisco per Torner ancora, in linea orizzontale c'è Borgo che poi tenta l'accelerazione, l'appoggio è per Fede Ambrosio, per Borgo al centro per l'appuntamento con Cisco che però finisce fuori dallo specchio della porta, buona triangolazione rosso-blu. Niente da fare, entra intanto anche il numero 4 Marco Tomba, debutto in questa gara per lui, a fargli spazio è Giuliani, dunque turno di riposo, la sfera recuperata da Borgo che se ne va, l'appoggio è per Torner, all'indietro per Ambrosio, dall'altra parte è Ipignazar, Borgo ancora, supera un primo avversario, va al tentativo di filtrante per Ambrosio che va alla conclusione ma esce fuori di un soffio, la sfera schizza lontana, la recupera Boregan, il tiro dritto per dritto gli risponde Riccardo Ognata, torna Lazzarotto a manovrare per i suoi, Sanchez, Lazzarotto, Tomba e Boregan in pista, dall'altra parte abbiamo Pancio, Ipignazar, Borgo, Torner e Ambrosio, sfera all'indietro, ancora la manovra del Valdagno, il tiro è deviato dal portiere, recuperata sfera, Ambrosio per Torner, esce dalla zona buia Torner, cerca di accentrarsi, va alla conclusione, smorzata ancora una volta, bravissima a chiudere il tiro dalla media distanza
i giocatori del Valdagno. Ancora per Boregan, ha messo in pista una buona difesa il Valdagno. Avevamo detto all'inizio gara che era forse la parte debole della squadra con i 28 gol subiti, ma ci sta smentendo in pieno. Adesso il tentativo di filtrante di Ambrosio è sporcato e c'è dunque il contropiede con la conclusione smorzata. Attenzione, Grassera rimane lì per Tomba, che poi non trova la deviazione per l'intervento di Riccardo Gnata. Giulio. Un grosso pericolo per un semi malinteso, diciamo così, perché la pallina era stata lanciata ai Pinazzar per la ripartenza e invece gli ha picchiato nel pattino. È andata bene comunque. È un Forte Remami che comunque ha creato indubbiamente più occasioni da rete, però molto attenta alla difesa, tant'è che spesso la pallina non è neanche arrivata nello specchio della porta. Belle le azioni, ma le conclusioni per ora sono un po' deficitarie per il Forte Remami. Intanto si accende ancora la luce del time out sulla panca del Valdagno. Adesso è Sanchez che ci prova, voleva guadagnare il 45, entra a fare Borgo poi non riesce a saltare l'ultimo uomo che è Boregan, ne aveva fatte fuori due. 8,55, ancora un contropiede smorzato dalla difesa del Valdagno, che va in gol con la martellata di Boregan dalla parte sinistra. Va a segnare quando mancano 8,48 e c'è il time out. Rivediamo, si allarga il buco creato dal numero 4 gol, comunque. Tomba e la martellata sul palo lontano. Dunque 1-0 Valdagno. Tutto da rifare, Giulio. Sì, tutto da rifare, perché come dicevo prima, cioè il Forte Remami ha sicuramente gestito di più la pallina, ha creato più occasioni, però è mancato nelle conclusioni dentro lo specchio della porta. È vero che Bovo si è comportato bene, ma insomma non è che per ora abbia fatto dei miracoli, ha fatto degli interventi, diciamo, di amministrazione per la squadra che sta giocando in trasferta. Quindi Forte Remami, che ha fatto veramente delle belle cose. Diciamo che il momento migliore della squadra dei Girona è stato quelle 3 occasioni in sequenza proprio in pochissimi secondi una dietro l'altra, però anche lì non c'è stato, diciamo che è più stato un po' di imprecisione e precipitazione che non meriti eccessivi della difesa del Valdagno, che invece in altre circostanze è stata veramente molto brava, costringendo proprio i giocatori rossoblù ad allargarsi e quindi a tiri meno insidiosi. Dunque 8,46 alla fine ed è il Valdagno che passa con Boregan. Adesso è Fede Ambrosio che trova la deviazione. Giulio. Importantissimo questo gol perché ristabilisce subito la parità, e bravissimo, questo è il classico gol del grande attaccante. Palla, tiro di Pinazzar ribattuto e Ambrosio è lì e insomma lì abitualmente non sbaglia e non lo fa nemmeno oggi. Un gol importantissimo perché Ambrosio dopo l'infortunio è rimasto parecchio a digiuno e dunque adesso ci prova ancora Torner. Dunque 1-1 in una manciata di secondi. E ora c'è stata un'azione simile perché la pallina questa volta però è arrivata a Borgo, ma era a mezza altezza e non ha potuto fare una ribattuta come quella di Ambrosio prima. C'è un tiro del Forte Remami parato e questa potrebbe essere un'interessante chiave tattica, cercare di sfruttare le ribattute del portiere. È un classico dell'hockey, ma ho visto che in questo frangente per 2 volte, una volta c'è stato il gol, una volta la pallina che era rimbalzata, quindi non la prende nessuno. Comunque ecco, ce l'ha fatto Torner, però la punizione viene assegnata al Valdagno. Sì, controllata la sfera col corpo e col pattino sì, ma col corpo no, non ci allarghiamo troppo. E comunque 1-1 ripristinata nel giro di 20 secondi la parità e si torna a giocare. Intanto rientra Giuliani, forse il pezzo più rappresentativo della squadra del Valdagno. Intanto c'è il fallo rossoblù, la punizione per la sfera che si alza oltre l'altezza regolamentare. Dicevo Giuliani, Di Qui Giovanni, e poi abbiamo Sanchez e se non vado errato dovrebbe essere Lazzarotto. Il tentativo di tiro, la sfera che rimane lì, poi ci prova Lazzarotto ma niente da fare,
Borgo entra in possesso di sfera, l'appoggio è per Pancio, avanza in fascia sinistra, cambia con Ambrosio, da questi a Pancio ancora al centro per il tentativo di Ambrosio che non riesce, ma ancora una buona occasione. Si muove bene Ambrosio stasera, al di là della rete anche in altre occasioni è stato molto pericoloso davanti alla porta. Allora riparte Ambrosio ancora, Pato che cerca il filtrante, stavolta non riesce, allora si può distendere il Valdagno, si difende la formazione della Canniccia Motor, grande Ipignazar a fermare l'azione avversaria. Borgo per Pato, da questi a Pancio, ancora Pancio, cerca e trova Ambrosio. Ambrosio, tentativo Ambrosio, va alla conclusione, cerca di indirizzarla sul palo alto, niente da fare, c'è il time out chiesto da mister De Cerone. 6:30 in questo momento lo score, Forte dei Marmi forse più costruttivo, il Valdagno buona difesa e buone ripartenze, 3 falli a carico del Valdagno e 1 a carico del Forte dei Marmi. Sì, perfetta l'analisi, il Forte dei Marmi certamente ha costruito molto di più, ha gestito di più la pallina, ha fatto vedere anche delle ottime triangolazioni in avanti e deve acquisire una maggior continuità nel mettere sotto pressione la porta avversaria, anche se come abbiamo visto è chiaro che le rotazioni costringono anche la formazione rossoblù a gestire bene anche il ritmo, no? Ora per esempio è fuori Torner, quindi c'è un po' più di lavoro per Francisco Epinazzar, e adesso è entrato anche fra l'altro il numero 33 della formazione rossoblù, Gabriele Ambrosio. Erano gli Ambrosio, non soltanto nel nome, questo si farà. Gabriele Ambrosio, ragazzo della formazione rossoblù, uno dei giovani a disposizione, viene schierato dunque per dare una mano in questa importante gara e dare respiro al più famoso Federico. Tanto Giuliani che cerca il primo palo, ma lì c'è Ipignazar che porta via sfera, se ne va Ipignazar, poi attaccato ancora, si lamenta Ipignazar ma mantiene il possesso della sfera, all'indietro per Pato, aggressiva adesso sul portatore di sfera il Valdagno, ancora Pancio, cerca un varco, va a farsi vedere il fratello Pato, tanto finisce a terra Ambrosio in area di rigore, ancora sfera all'indietro, Borgo supera un primo avversario, la mette al centro ma la sfera viene recuperata dal Valdagno con Giuliani. Giuliani per Di Qui Giovanni, da questi a Sanchez, ancora Giuliani, Sanchez cerca il varco, fa scorrere i secondi la formazione del Valdagno, adesso Di Qui Giovanni, sfera all'indietro, allontanata per Giuliani che non fa in tempo a giocarla e dunque la sfera viene regalata insieme ai 45 secondi al Forte dei Marmi. C'è però da rettificare l'angolo, siamo al vertice basso alla sinistra di Bovo con la sfera per Ambrosio. 5-10 alla fine, ancora sfera all'indietro da Borgo ai Ipignazar per Pancio, si ferma, aspetta il piazzamento, poi va alla conclusione che però risulta alta, Pato non riesce a giocarla fra due avversari, la recupera dunque Tiago Sanchez, la porta in avanti per i suoi, adesso siamo nell'angolo con Di Qui Giovanni che l'appoggia all'indietro per Borregan, autore della rete, subentrato al Sanchez, dunque Borregan per Lazzarotto, sfera all'indietro, Borregan ancora, cerchio di centropista, cerca un compagno, poi trova Lazzarotto per Giuliani che cerca il filtrante che non riesce, la sfera recuperata, Pato Ipignazar si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, è Borgo che deve andare a recuperare una sfera importante, lo fa un filtrante che però è intercettato da Giuliani
cercava di servire e di smarcare Gabriel Ambrosio, niente da fare. Sfera per il Valdagno, che adesso tiene un uomo là, lontanissimo dalla zona calda, è Lazzarotto, sfera all'indietro, Lazzarotto che ha la possibilità di andare alla conclusione per la deviazione, che però è ampiamente fuori misura. Di Pignazar fuori Borgo, dentro Torner, riposi velocissimi per i rossoblù. Al tentativo è un filtrante che però diventa un contropiede per Borgan, che va a insaccare il 2-1, un contropiede mostruoso di Borgan. Lo rivediamo perché forse fortuita la partenza, Sì, ma però molto bravo, sì, giocato molto molto bene, la piazza là dove non può niente il portierone Gnata. Dunque torna in vantaggio il Valdagno con un'altra prodezza del suo numero 59, Giulio. Sì, un gran gol, prima un rasoterra, questa volta invece sotto la traversa. Vediamo se è una conclusione di Torner, questa volta Bovo era anche ben piazzato, e quindi ora di nuovo il Forteronami si trova a dover inseguire, dopo che chiaramente, come abbiamo visto, la partita l'ha fatta prevalentemente, però come abbiamo detto fino alla nausea, no? Io e Fabrizio, contano le palline che vanno in fondo alla rete, e il Valdagno l'ha messa 2 volte e per ora il Forteronami una soltanto. Intanto dunque abbiamo detto 2-1 il risultato, quando mancano 2:44 ci prova ancora Lazzarotto a portare l'insidia, attaccato da Ambrosio, sfera recuperata da Pato e Pignazar, da questi ad Ambrosio per Torner, per il tentativo di Cisco e Pignazar, importante. Poi Questa l'arbitro forse ha intercettato. è la parata più difficile che ha fatto Bovo, perché era indirizzato all'incrocio dei pali dalla parte opposta, gran tiro e grande risposta. Senza ombra di dubbio un'ottima parata del portiere, l'avevamo detto all'inizio, una grande azione del rossoblù. La sfera è per Ambrosio che cerca di girarla sotto campo, ancora per i Pignazar, ma è sporcato il passaggio. 2:14, Forte dei Marmi che va alla ricerca del pari, e c'è adesso il fallo fischiato ad Ambrosio, la punizione, il secondo fallo a carico rossoblù, a quota 3 il Valdagno. Ancora sfera all'indietro per Borgan, che si porta a quota 10 per quanto riguarda le reti segnate in questo campionato. La sfera all'indietro, ancora Borgan, adesso a 1:40 sicuramente si cercherà, per quanto riguarda il Valdagno, di giocare ai 45 secondi, ma siamo abbastanza vicini. Poi c'è la sfera recuperata però dal Forte dei Marmi, Pato per Torner, per Cisco, per il tentativo che non riesce, troppo, un passaggio di troppo, sì, questa volta. Anche due. Era sicuramente ben piazzato, sì, ma coperto. Forse Cisco doveva provarci, niente da fare, sfuma l'occasione, ancora una buona azione senza però costrutto, e dunque il Valdagno torna a giocare. 1:05 alla fine del primo tempo, la sfera recuperata ancora da Pato e Pignazar, intanto dentro Ambrosio, Federico per Gabriel, la pallina è per Torner ancora, la mette al centro per Ambrosio, sfera che rimane lì, poi succede un po' di tutto, l'arbitro in un primo momento non fischia, poi vede che non c'è il vantaggio e allora decide per la punizione. Chiarello si lamenta con il secondo arbitro. Mi sembrava che fosse caduto inciampando, poi è chiaro che la punizione è giusta, ma non è che ci poteva essere molto di più che una punizione e un fallo di squadra assegnato al Forte dei Marmi. Intanto è Giuliani che porta avanti l'insidia, 38 secondi, lo può tenere fino alla fine il Valdagno, e io mi sbaglierò ma così immagino. Ma infatti segnalava proprio questo Chiarello, fermi, di tenere la pallina Tanto giustamente. Di qui Giovanni per Borgan, che poi dà appoggio ovviamente per Giuliani, cerca adesso Giuliani la percussione, ma sfera ancora all'indietro per Di qui Giovanni, la gira dall'altra parte, a 10 secondi il filtrante per il tentativo al centro che non riesce, è Fede Ambrosio,
Fedambrosio al centro, la sfera rimane lì, niente da fare, la recupera ancora Cisco che ci prova la lunga distanza. Finisce il primo tempo sul risultato di 2-1 in favore del Valdagno. Allora, dal punto di vista della mole di gioco va stretta al Forte dei Marmi, dal punto di vista delle occasioni c'è da dire che poi tutto sommato anche il Forte dei Marmi ne ha avute tante ma sempre sporche. Giulio. Analisi perfetta, infatti dicevo, stavo pensando giusto a questo prima che tu parlassi te, nel senso Forte dei Marmi che a livello di gioco si è espresso molto bene, però deve fare qualcosa di più se vuole vincere la partita e intanto cercare di riequilibrarla. A livello di conclusioni importa. A dopo. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnorieri per il commento, l'amico Giuseppe Nardini per la ripresa della parte tecnica, l'amico Simone Polacci per la regia, e intanto vediamo i campioni di domani che scendono in pista, sono i ragazzini dell'avviamento. Io vi lascio alle loro immagini, il gruppino di ragazzini che pattinano da pochissimo tempo, dunque ne vedremo un po' di tutti i colori. Stecca la mano, si inizia a giocare da parte di Fabrizio Ercolino, al momento è tutto, olè.
Bene, riprendiamo la linea qua dal Palaocchio di Forte dei Marmi, 3 secondi all'inizio del secondo tempo. Ambrosio, Pato, Cisco e Torner in pista, dall'altra parte Boregan, Giuliani, Di Qui Giovanni. E intanto ci prova subito Torner, la direzione del portiere Bovo. Dicevamo Di Qui Giovanni, Boregan, Giuliani e Sanchez, dunque le formazioni che riprendono a giocare col risultato di 2-1 in favore della squadra ospite. Sfera all'indietro. Vediamo quelli che saranno i correttivi portati da De Gerone, che poi in realtà serve soltanto un po' più di cinismo là davanti, perché il Forte dei Marmi ha creato innumerevoli occasioni da reti, ma non ha mai trovato la conclusione pulita. Questo ovviamente per merito dei ragazzi di Chiarello. Ci prova ancora Fede Ambrosio, ancora la risposta di Vovo che la cambia dall'altra parte per Boregan, autore della doppietta che dà il vantaggio alla squadra di mister Chiarello. Dunque i veneti tornano in avanti con Sanchez, all'indietro Giuliani la cambia, ma c'è Ipignazar, sposta la sfera dall'altra parte per Torner, il missile di Torner rimane a metà strada. Attenzione Boregan che se ne va in fascia destra. Buona occasione di Torner, la sfera supera il portiere ma non la linea di porta. Dopo il tocco del portiere il rimbalzo si ferma fuori dalla linea. Ancora il Valdagna adesso che manovra, Di Qui Giovanni, la cambia con Sanchez, dall'altra parte sfera in profondità, c'è però Gnata che la spara lontana, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi con Ambrosio per Torner, per Ambrosio, il tiro di Ambrosio e la smanacciata ancora di Bovo. Beh, nel primo minuto e mezzo 2 occasioni lampanti per i rossoblù, ma ancora buoni interventi del portiere. Sera adesso che non arriva a Pato Ipignazar per l'intervento di un difensore, ed è Giuliani che cerca di portare l'insidia dalle parti di Riccardo Gnata. Giuliani per Di Qui Giovanni, all'indietro per Boregan, passaggio, sfera al centro, niente da fare, fuori misura, e dunque riparte Cisco per Pato, poi al momento della conclusione scordinato per l'intervento di un avversario. Ancora buona l'azione ma sporcata la conclusione. Attenzione a Giuliani che cerca il filtrante che non riesce. Di Qui Giovanni, ancora Boregan per Giuliani. Ricordo il Valdagno in vantaggio sulla pista rossoblù per 2-1 grazie alla doppietta nel primo tempo di Boregan, intervallata dal gol di Ambrosio. La sfera adesso è per Di Qui Giovanni, attaccato da Ipignazar. Ancora sfera all'indietro, Boregan che cerca la percussione che non riesce, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi. Ambrosio per Torner finta al tiro, va a manovrare la Canniccia Motors Club Versilia. Si difende bene questa volta il Valdagno che soffia sfera a Ipignazar. Dunque neanche il tempo di costruire un'azione, che torna in avanti il Valdagno con Giuliani, attaccato vittoriosamente da Ambrosio per Ipignazar, fa tutto bene, alla conclusione smorzata ancora dal portiere, ma attenzione che siamo dall'altra parte con un tu per tu e questa volta è Riccardo Gnata a fare il paio con il collega avversario e salva la porta rossoblù dalla possibile terza rete. C'è adesso il fallo di lunetta da parte di Ambrosio, dice l'arbitro, c'è la punizione in favore del Valdagno e il time out chiesto da mister Chiarello, che sicuramente, visto l'avvio del Forte dei Marmi, vorrà ragionarci sopra. Giulio. Sì, vabbè. Forte dei Marmi ha avuto due ottime occasioni, poi lì c'è stata un'altra occasione in cui è mancata un po' di cattiveria proprio sotto porta, si è visto, ha perso anche la stecca Patrizio Pinazar, e deve cercare di dare continuità alle azioni offensive. Lo so che non è facile perché chiaramente
c'è da gestire anche le energie, no? Perché dimentichiamo spesso che quando si gioca con una squadra come il Forte dei Marmi, che ha un organico ridotto quanto a elementi di esperienza, è chiaro che le energie vanno gestite nel modo migliore, e quindi non si può poi pensare di vedere quel ritmo che si vedeva negli ultimi anni, quando c'erano 8 giocatori di movimento che si alternavano costantemente. Però è anche vero che senza una maggior continuità di spinta offensiva, intanto è entrato Borgo, è difficile per il Forte dei Marmi, anche perché poi dopo si è visto che ci sono le ripartenze del Valdagno che sono molto molto pericolose. Intanto suona la sirena, 21:02 alla fine, dunque dopo 4 minuti e 58 sempre il risultato sul 2-1 con il Valdagno che torna in avanti. Ancora la sfera per Sanchez al centro per il tentativo di Qui Giovanni, niente da fare, Ambrosio la cambia dall'altra parte, sfera all'indietro, Borgo supera un avversario, va al tiro, la martellata è intercettata dal portiere e dunque Ecco, questo è quello che intendo per dare continuità all'azione offensiva. intanto è Torner che arriva fino a fine corsa, poi c'è Ambrosio a terra, dunque non si può andare alla conclusione, la sfera recuperata comunque ancora dal Forte dei Marmi con Torner, Enric la mette al centro, sporcato il suo passaggio nell'angolo, è Sanchez, l'appoggio di Sanchez, il tentativo di ripartenza smorzato da Torner, servito a Borgo, poi però si intromette Borregan, la sfera è lunga per Giuliani che può conquistarla nell'angolo, attaccato da Ambrosio, sfera all'indietro, lontanissima, Borregan la recupera per i suoi e adesso fa sfumare 5 secondi. Dunque 19:49, Forte dei Marmi che torna in fase offensiva, ma insomma qualche sbavatura l'abbiamo vista anche in questa fase. Battuta a Borga all'indietro per Torner per il Pignazar, per il tentativo di Borgo che non riesce, sfera recuperata, ancora un passaggio però smorzato dalla difesa avversaria che torna in avanti. Sanchez, ancora lui, la sfera recuperata da Torner, si distendono il rosso-blu, poi il tentativo di Pignazar è fuori misura, si erano allargati sia Borgo che Torner per lasciargli un varco, ma non dà frutto e dunque torna in avanti il Valdagna. Adesso è un Forte dei Marmi che sta premendo per cercare di trovare il pari, ma in questa occasione deve fare anche molta attenzione a non sbilanciarsi più di tanto. La sfera ancora per Giuliani, poi la riconquista il Forte dei Marmi ma la perde immediatamente, attenzione al contropiede, Sanchez alla conclusione abbondantemente larga per fortuna dei rossoblù e adesso Borgo la cambia per i Pignazar supera un avversario, poi cerca di passarla al centro dove c'è Fede Ambrosio, si lotta all'angolo, finisce a terra il numero 7 di Qui Giovanni, c'è la punizione già battuta, il quarto fallo a carico del rossoblù. Sembrava una punizione a richiesta perché ha fischiato dopo un po' l'arbitro. Sì, decisamente ha voluto vederci bene e adesso c'è ancora un fallo, si prova col fisico i Pignazar, ancora per Sanchez, per Borregan in orizzontale, Sanchez, la sfera è per Giuliani, Sanchez ancora supera un primo avversario, la mette al centro, poi il tentativo di triangolazione che non riesce per l'intervento difensivo di Torner, ma buona azione della squadra veneta. Borregan ancora al centro e ancora una deviazione, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco e c'è dunque la punizione in favore del Valdagno. Intanto cambi da una parte e dall'altra, entra Pato per Pancio e dall'altra parte torna in pista con il numero 6 Crocco, fa il suo esordio in questa gara. La sfera è per Torner per Ambrosio,
Ambrosio ancora, supera un primo avversario, il secondo la serve a Pato, da questi a Torner. Torner supera l'avversario, la mette al centro, sporcata, sfera che si impenna nell'angolo, si lotta, ha la meglio il giocatore del Valdagno. Tanto il signor Rondina fa cenno a Pato di fare con calma, l'altro gli stava trattenendo sfera. Palla all'indietro, Giuliani per Sanchez. 17-03, Sanchez per Borregan, in orizzontale Sanchez ancora, il cambio è però intercettato da Ambrosio, sbilanciato Ambrosio, mantiene il possesso e poi prova ad ingannare il portiere sul primo palo, niente da fare, richiama i suoi all'ordine il capitano Riccardo Ognata. Crocco finisce a terra al limite dell'area, si lamenta con l'arbitro che decide che non c'è fallo ed è Torner che va a tirare in diagonale fuori misura. Ancora Ipignazar per Borgo per Torner che supera un prima volta un avversario, poi succede un po' di tutto al centro per Borgo ma è fuori misura, viene spintonato. E beh, in questo frangente è successo un po' di tutto e l'arbitro ha lasciato correre un po' di tutto. La palla, attenzione, è per Giuliani. Giuliani attaccato, Giuliani che va a tentare una conclusione con appoggio su Crocco che non funziona. E dunque Fortemarmi che può tornare avanti. Il time out questa volta, si accende la luce verde sulla panca del rosso-blu. Borgo. La conclusione di Borgo è murata, sfera che si impenna, Borgo va a riprendere pallina, attaccato fra due avversari, poi Ambrosio per Ipignazar, ma c'è su di lui un avversario, dunque è costretto a manovrare sfera all'indietro per Torner. 15-29, Torner fa fuori un primo avversario, non il secondo, attenzione, 3 contro il portiere e solo così Tiago Sanchez riesce a trovare il gol. Dunque 3-1 Giulio. Dunque allora c'è un po' di cose da dire. Intanto secondo me c'era un intervento dubbio su Torner che infatti aveva recuperato la pallina, poi in giravolta insieme al giocatore avversario è finito a terra. E poi c'è il fatto che chiaramente non si può lasciar partire 3 giocatori, anche se è vero che c'era stato quel momento lì di sbandamento, ma il Fortebrembo era già sbilanciato al momento di Torner, cioè nel senso che Torner quando ha perso palla non c'era nessuno dietro a cercare di chiudere e se ne sono arrivati 3 del Valdagno, quindi ora la partita è ulteriormente più complicata per il Fortebrembo, anche perché poi il tempo passa, chiaramente un po' di nervosismo subentra e soprattutto questo Valdagno riesce a impedire molto spesso, anzi quasi sempre, diciamo, un tiro pulito ai giocatori del Fortebrembo. Infatti si è visto un grandissimo numero di palline deviate, ribattute, alzate, proprio perché la difesa del Valdagno riesce a fare muro molto bene, quindi è una partita sempre più in salita. Comunque vada a finire, il Valdagno si conferma ancora una volta, dato c'è il finale di Giovinazzo, si conferma ancora una volta, dicevo comunque vada a finire, una squadra che è molto difficile da affrontare per le squadre che sulla carta le sarebbero superiori e ovviamente il condizionale non è casuale. Intanto si riprende a giocare, la sfera è per Torner che finta il tiro, poi serve Ciscoma, bisogna fare molta attenzione, sono 10 secondi, Pato in possesso di pallina, ma gran pressing che dà frutto per quanto riguarda la formazione del Valdagno, che torna in possesso di sfera e imposta l'azione d'attacco. Sosa. Scusate, la sfera riconquistata, Torner in possesso di pallina, Torner al centro, ma lì c'è Borregan che fa buona guardia e adesso si ferma, la sfera recuperata da Borgo che se ne va, serve Torner, poi non c'è la possibilità della deviazione, la sfera rimane lì a metà strada, ancora una buona sgroppata ma niente di fatto, poi è Ipignazar che la ruba, va a piazzarla, niente da fare, passa al lato ancora una volta con Borregan che cerca il filtrante al centro, sfera recuperata da Pato Ipignazar,
che va a manovrare di Pignazar per Borgo, per Pato ancora nello stretto, cerca il tentativo, niente, ancora Bovo a fermare la conclusione di Borgo. Intanto ha fatto il suo ingresso Ambrosio, turno di riposo per Torner. La sfera è per Sanchez, riconquistata da Fede Ambrosio. Fede Ambrosio, l'appoggio è per i Pignazar, da questi a Pato. Pato cerca un compagno, si chiudono le maglie della difesa del gol, lo squalo, Gran gol, gran gol di Fede Ambrosio. una grande assist di Patrizio Pignazar che Veramente gliel'ha messa rivediamolo perfetta. perché veramente Eccolo qua. passaggio importante e accorcia le distanze Fede Ambrosio quando sono passati 11:35. Stavo dicendo si chiude la maglia della difesa del Valdagno, ma Ambrosio trova la doppietta personale e dunque è tutto riaperto, ammesso che fosse chiusa prima, ovviamente da una parte e dall'altra. C'è adesso il fallo dei 10 secondi, la sfera è per il Forte dei Marmi. Un gran gol veramente, ben giostrata, questa volta il passaggio filtrante è riuscito e Ambrosio ha andato a segnare la doppietta personale. 13:06 alla fine della gara, risultato di 3-2 in favore degli ospiti, con Borgo che serve in profondità i Pignazar, l'arbitro dice di rialzarsi, ma attenzione che scatta il contropiede del Valdagno. Poi la difesa di Pignazar, l'arbitro dice che si può giocare, sfera persa e il Forte dei Marmi può rimpostare l'azione d'attacco, mentre De Cerone chiama i suoi a estrema calma, Infatti, che insomma da una parte all'altra non è che ci guadagna il Forte dei Marmi. Intanto c'è la stecca di uovo fuori dall'area di competenza e dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi e 45 secondi recuperati. Battuta in questo momento Cisco per Borgo dietro porta, Borgo che poi se la deve vedere con Giuliani. Borgo l'appoggio ancora per Borgo, gol e Andrea Borgo ci mette la stecca magica Andrea ed è 3-3 Giulio. eccolo qua, lo rivediamo, c'è stata un po' un'incertezza della difesa, ma è stato bravo Borgo a trovare l'angolino. Eccolo, lo rivediamo girare dietro la porta, mi fa da sponda e poi la conclusione con una deviazione, infatti sì, una deviazione che ha messo fuori causa Bovo. Comunque il Forte dei Marmi ha riacciuffato un pareggio che insomma fino a qualche minuto fa sembrava abbastanza distante, no? Con i 2 gol di distacco. Del resto il bello dell'hockey ovviamente dalla parte del Forte dei Marmi è proprio questa imprevedibilità che c'è sempre in questo sport. Intanto si riprende a giocare con il Valdagno che ovviamente adesso deve, anche perché io credo quando sei in vantaggio di 2 reti, no? Non è che ci stai più di tanto lì quando ti vedi rimontare, cioè forse a inizio gara un pareggio avrebbe detto va bene, no? Ma adesso insomma Certo, cioè, no. rimane decisamente stretto per tutte e due il pari. Qui c'era un fallo netto, è stato placcato Borgo, però L'arbitro dice che si può proseguire, allora proseguiamo con Fede Ambrosio che si muove bene anche questa volta e dà super lavoro a Bovo. 11:23 alla fine, attenzione al tiro murato, però c'è Boregan in anticipo su tutti. Adesso il Forte Marmi deve far sfogare i giovanotti di Chiarello che sono in pista con Boregan, Di Qui Giovanni, Lazzarotto e Giuliani. Borgo, Pato e Panci Pignazar e Ambrosio. Lazzarotto per Giuliani, attaccato da Borgo, subentra Ambrosio, rimbalzo maligno, poi ci prova sul primo palo Ambrosio, niente da fare, ma mantiene sfera il Forte dei Marmi con Cisco e Pignazar, dall'altra parte Borgo ancora per
di Pignazar. Pato, Borgo la fa correre ancora per Pato, sporcata ma mantiene il possesso della pallina. Pato ancora, subisce forse anche un fallo, ma l'arbitro dice che si può proseguire, poi il filtrante non riesce, dunque torna in avanti, ma c'è l'anticipo di Borgo su tutti, recupera una sfera importantissima. Adesso con calma dobbiamo portarla dall'altra parte. 10 minuti alla fine, turno di riposo per Andrea Borgo, autore della rete con deviazione, ma comunque della rete del pari. Torna in pista Torner e intanto è il Pignazar che ci prova, ma passa all'ata. Ancora una buona occasione per il rosso-blu. 9:44, 3-3 con Giuliani che cerca di andarsene da solo, serve Lazzarotto che va alla conclusione. È una telefonata per Riccardo Gnata, poi schiacciato alla sponda. C'è la punizione in favore del Forte dei Marmi. Va a pulire la maschera. C'è ancora un cambio dentro. Giovannelli. Tommaso Giovannelli a fargli spazio è Fede Ambrosio. Dunque quando mancano 9:31 spazia ancora un giovane. Nel primo tempo era stato la volta di Ambrosio. Questo dimostra che da parte dell'allenatore c'è fiducia sicuramente, certo, perché insomma su un 3-3 in una gara così certo, tirata dare spazio a un ragazzo giovanissimo. Ma del resto insomma sarebbe anche rischioso, perché comunque ora la partita sta avviandosi alla parte finale, e avere gli uomini troppo stanchi evidentemente sa che può contare sui giovani, giustamente, e quindi gli dà spazio gestendoli al meglio e consentendo proprio, grazie all'impiego dei giovani, a un avvicendamento più ampio. Intanto la conclusione di Torner, parata da Bovo, poi c'è un pasticcio davanti alla porta della difesa, ma riesce a sbrogliare. Intanto la sfera è un ingaggio di Pignazar e Giuliani sulla sfera. Se la riprende Giuliani che poi se ne va servendo Sanchez finta il tiro, la cede all'indietro. Lazzarotto in possesso di sfera, no scusate, è entrato Davide Piroli. Ancora Giuliani, il tiro di Giuliani abbondantemente alto, la sfera recuperata dal Forte dei Marmi con i Pignazar che va alla conclusione. Poi la sfera rimane lì, ma viene spostato col fisico. Attenzione che siamo già dall'altra parte con l'occasionissima per Piroli. Da una parte e dall'altra si guadagnano il pane i portieri, e ben più di questo. Giuliani per Di Qui Giovanni, fa girare sfera il Valdagno. Ancora per Giuliani, Sanchez, dall'altra parte Piroli, Giuliani ancora, cerca il varco Giuliani, attaccato da Torner, l'arbitro dice commettendo fallo. È il sesto fallo a carico del rossoblu, a quota 4 il Valdagno. Rettifica la posizione il signor Marinelli. Tutto pronto, vediamo se ci proverà con il tiro, che ci prova ma finisce al lato. La sfera recuperata molto bene dai Pignazar, servita a Torner che subisce una carica ma resiste. La seconda non è così, si distende il Valdagno. Poi la conclusione è parata molto bene ma in maniera molto impegnativa da Riccardo Gnata, e siamo dall'altra parte con il tentativo di Giovannelli dopo la conclusione di Pignazar, e l'arbitro decide per l'ingaggio. Ancora un'ottima occasione per il rossoblu. Torner, la sfera ancora una volta conquistata nell'ingaggio dal Valdagno con Giuliani che se ne va, attaccato, cerca il filtrante che non riesce, dunque Pignazar può portare avanti sfera, la serve per il fratello ma la sfera è lunga. Attenzione a Sanchez che cerca di far distendere il Valdagno,
recupera posizione la formazione rosso-blu. Piroli in possesso di sfera, la cambia con Di Qui Giovanni, da questi a Giuliani, intanto fuori Di Qui Giovanni entra Boregan, l'attacco di Pignazar, poi la spintonata alla sponda, vale il quinto fallo a carico del Valdagno. A quota 6 il Forte dei Marmi, 3-3 il risultato con il time out chiesto da Mirko De Cerone. Sì, un Forte dei Marmi che dovrebbe e deve cercare di vincere, visto che insomma si gioca in casa, e poi soprattutto non dimentichiamo che ci stiamo avvicinando alla fine del girone di andata e quindi i punti sono molto importanti, perché il piazzamento del girone di andata, alla fine del girone di andata, determinerà gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Italia. Quindi è evidente che una squadra come il Forte dei Marmi, che sicuramente sta facendo un campionato superiore all'attese, però a questo punto si trova ancora in situazione di classifica lì e quindi deve cercare di mantenerla a tutti i costi, e stasera un secondo pareggio interno consecutivo sarebbe certamente, o addirittura una sconfitta, chi lo sa, sarebbe certamente negativo per la posizione di classifica. Quindi è chiaro che da una parte deve stare attento a non scoprirsi, perché il Valdagno ci ha fatto vedere che è molto pericoloso quando riparte, dall'altra però deve cercare di portare a casa 3 punti che sarebbero importanti per classifica morale e soprattutto anche per in prospettiva Coppa. Intanto si riprende a giocare Pati Pignazar, Torner, Giovannelli e Francisco Pignazar, Sanchez, Boregan, Giuliani e Giovannelli a centro area, 3 su Giovannelli che non riesce alla deviazione, adesso è Giuliani che cerca di andarsene, poi c'è di sfera Boregan, da questi a Sanchez per Giuliani ancora, allarga il gioco, c'è il fallo, dice l'arbitro, da parte dei rossoblù, che vale il 7° fallo di squadra a 6:28. Si prepara intanto Fede Ambrosi al cancello, battuta in questo momento, Giuliani finta al tiro, l'appoggio, pallina per Sanchez, Boregan, da questi a Piroli, in profondità per Boregan ancora, dall'altra parte Giuliani che cerca la sua sgroppata, la sfera al centro, ma c'è il fallo per la stecca alzata, battuta in questo momento la punizione. Tanto si effettua il cambio, dentro Fede Ambrosio, fuori Giovannelli che ha fatto il suo, la sfera in profondità per Torner, preso però in controtempo. Chiamava palla perché era solo, infatti Torner si era liberato bene, ma ancora la sfera è per Torner, da questi a di Pignazar, Torner ancora, si allarga, serve Cisco, all'indietro Torner tenta il tiro, non c'è deviazione e dunque può ripartire a 5:30 dalla fine il Valdagno con Boregan per Sanchez, movimento, Piroli in possesso di sfera, Giuliani ancora per Piroli, però la sfera è intercettata per una qualche maniera, torna in possesso del Forte dei Marmi, poi succede un po' di tutto, attenzione, sbagliatissimo, e siamo dall'altra parte con Ambrosio che però è solo fra una serva di maglie arancio, e c'è adesso il Pignazar che tenta il tiro accompagnato, la deviazione, sfera che si impenna, la punizione è in favore della formazione di mister De Cerone. Battuta in questo momento, Torneri in possesso di sfera, da questi ai Pignazar ancora per Ambrosio, per il tentativo di Pignazar che non riesce, scambiano posizione i due, adesso è Pignazar a lottare alla sponda, la sfera recuperata da Torner al centro, niente da fare, ancora un ottimo Bovo ad impedire il vantaggio. La pallina è per Boregan, la cambia dall'altra parte, Piroli attaccato, sfera all'indietro, Boregan ancora, c'è il blocco vistosissimo di Boregan, l'arbitro fischia il fallo, Patio Pignazar per Ambrosio, dietro porta al centro per Boregan, attaccato, la sfera all'indietro con la palla dietro porta ancora per Ambrosio,
Poi Pignazar va alla conclusione che colpisce l'avversario. Niente da fare, torna avanti il Valdagno. Giulio, si può dire tutto, ma non che il Forte non ci abbia provato. No, sicuramente. Fra l'altro c'era anche stata una specie di trattenuta, ora non molto evidente, di Patrizio Pignazar in area, che infatti Ambrosio bravissimo a uscirgli incontro Bovo, niente di fatto. Ancora un'occasionissima rosso-blu, ma Ambrosio non riesce a superare il portiere in uscita. Poi il pressing, si lamenta Pignazar di una trattenuta, l'arbitro dice di proseguire. Boregan in possesso di sfera, controllato da Torner, è solo rumore quello che abbiamo sentito contro la Palaustra, dice l'arbitro non c'è fallo. Intanto il time out chiesto al prossimo fischio da parte di mister Chiarello. Ancora di Pignazar, questa volta Boregan riesce a intercettare sfera e rimpostare l'azione d'attacco per i suoi. Si schiera il Cannicciar Motor Club con Boregan, da questi a Giuliani per Boregan, all'indietro Sanchez che finta il tiro, intercettata la sfera, ancora Ambrosio cerca il piazzato, niente da fare, rimane lì, succede un po' di tutto, l'arbitro dice che si può proseguire. Occasionissima ancora per il rosso-blu, che forse per il numero ai punti meriterebbero, ma senz'altro, ma ai quello... punti non esiste nell'hockey, o meglio i punti bisogna segnarli. Intanto è Patom che recupera la sfera, la serve ancora ad Ambrosio, al centro per Pato, dietro porta, il primo ad arrivare è il giocatore con la casacca arancio, Sanchez, cerca di andarsene, attaccato molto bene, poi però c'è forse un fallo, ma l'arbitro non ravvede la cosa. 1:41, la sfera è per il tentativo che passa al lato, grande Cisco per Torner, poi sbagliato però il tocco e dunque Pignazar va a lottare, c'è il time out a 1:26. Giulio, ne vedremo delle belle. Eh sì, perché nessuna delle due ci sta al pareggio, perché anche il Valdagno è chiaro che se si trova in possesso di palla va più piano, però insomma sa che ce la può fare, anche perché praticamente quello che aveva detto Mirko De Girone all'inizio partita, no? Dobbiamo partire subito forte, non è mai avvenuto a livello di risultato, visto e considerato che il Forte Rimane ha sempre dovuto inseguire, quindi è chiaro che il tema tattico della partita poi finisce per cambiare. Vediamo se il Forte Rimane riuscirà a trovare l'ultimo guizzo, se lo troverà il Valdagno, oppure se, come succede in altre circostanze ovviamente, nessuno lo trova e quindi finisce con un'altra divisione della posta, che indubbiamente sta molto meglio al Valdagno che non al Forte dei Marmi. Intanto le squadre tornano in pista, Forte dei Marmi con Gnata ovviamente fra i pali, Borgo, Ambrosio, Torner e Francisco Pignazar, dall'altra parte Bovo, Sanchez, Lazzarotto, Boregan e Di Qui Giovanni per questo minuto e 26 che manca. Vediamo quelli che saranno i correttivi portati dai due allenatori. La sfera è per il Valdagno che manovra con Lazzarotto, Bore attaccato, Torner, poi però in 3 su di lui c'è il fallo di squadra numero 7 a carico del il cartellino giallo a Torner per le proteste, viene ammonito Enric Torner. Dunque 59 secondi alla fine della contesa, 3-3 il risultato, squadre che non ci stanno a spartirsi la posta. Forte dei Marmi che manovra con i Pignazar per Ambrosio, per Torner ancora, supera un avversario, Torner attaccato, arriva fin dietro porta, l'appoggio è per i Pignazar che poi si vede parato il tiro, attenzione alla recupera del Valdagno che può tornare in avanti, Lazzarotto
per il tentativo di triangolazione che non riesce, ma ancora Lazzarotto in possesso di sfera a 20 secondi dalla fine, sfera all'indietro, E ora secondo me la 13 tiene. secondi, adesso ovviamente cercherà l'ultimo tiro, ma la sfera è recuperata da Borgo che poi cerca il filtrante, che arriva a Torner, attaccato Torner, la mette al centro, niente da fare, finisce 3-3, un risultato che a mio avviso sta molto meglio al Valdagno che non al Forte dei Marmi, anche perché, diciamolo francamente, ai punti il Forte dei Marmi avrebbe meritato, ma il Valdagno non è che si è rubato niente, anzi ha fatto una difesa importante, ha concesso pochi tiri, mi ha smentito come al solito che avevo detto che era la parte debole della squadra nella difesa, ha dimostrato invece di poter reggere bene. Il Forte dei Marmi dunque guadagna un solo punto in classifica, adesso ovviamente bisognerà vedere gli sviluppi delle altre gare. Ricordo intanto che è finita la gara fra Giovinazzo e Sarzana, dove il Giovinazzo scavalca il Sarzana in classifica vincendo per 7-3. Forte dei Marmi e Valdagno 3-3 alla fine di questa gara che ricordo a 15 minuti dalla fine il Forte dei Marmi era sotto 3-1, perciò insomma c'è stata una rimonta importante. Apre il gol Boregan con tiro da fuori, pareggia Ambrosio dopo una manciata di secondi, poi Boregan sotto misura fa 2-1, Sanchez per il 3-1, lì il Forte dei Marmi pressa tantissimo, prima Ambrosio poi Borgo con una deviazione 3-3. I falli di squadra, questa è una cosa che volevo segnalare questa sera, 8 a carico del Forte dei Marmi, a quota 7 il Valdagno. Forte dei Marmi non è mai arrivato al bonus dei 10 in tutto il campionato fino a questo momento, mentre il Valdagno ci è arrivato una sola volta a inizio campionato, mi pare la seconda giornata, poi sempre sotto i 10, perciò insomma squadre che pensano a giocare. Giulio, le ultime parole di questo incontro in attesa degli altri risultati, che sicuramente c'è un Lodi Follonica 2-2 a 5 dalla fine, potrebbe in caso di vittoria del Lodi scalzare il Forte dei Marmi al secondo posto e in caso di vittoria del Follonica allontanare il Lodi dal Forte dei Marmi, che comunque questa sera, come dicevo a un mio caro e vecchio amico, la classifica è stata mossa. Sì, quello senz'altro. Peccato perché il Forte dei Marmi, detto giustamente, ha creato indubbiamente molte più occasioni, però il Valdagno ha il grosso merito di essersi sempre portato in vantaggio e questo alla fine ha pesato, perché è chiaro che ha dovuto modificare il modo di giocare il Forte dei Marmi. Un conto è partire, diciamo così, gestire un vantaggio, e un conto è sempre dover andare in svantaggio e mai poter gestire il gol in più. Il Forte dei Marmi comunque ha fatto la sua partita, ripeto, se avesse vinto non avrebbe rubato nulla, però nemmeno il Valdagno, ecco, onestamente è venuto qui a rubare un punto, anzi se l'è meritato, soprattutto per la capacità con cui ha saputo andare in rete quando era il momento e poi soffrire quando poi il Forte dei Marmi ha rimontato. E volevo sottolineare che in una squadra dove ci sono degli ottimi tiratori da lontano come i due fratelli Pinazar e lo stesso Torner, stasera i gol sono tutti venuti da distanza ravvicinata, segno che la difesa del Valdagno è stata molto brava a impedire le conclusioni da fuori. Grazie e buona serata. Bene, io ringrazio l'amico Giulio Arnolieri per il commento, l'amico Giuseppe Nardini per la ripresa della parte tecnica, ringrazio l'amico Simone Polacci per la regia, mando ancora una volta un saluto all'amico Domenico che ci segue da quel di Valdagno, a tutti voi la più cordiale buonasera, olè.